Dopo gli ingressi di Giuseppe Dorsi e Anna Maria Sanfilippo si è concluso ieri con la nomina di Roberto Onolfo e il rimpasto nella giunta Castellino, sindaco di Palma al Montechiaro. Onolfo ha preso il posto dell'assessore Angela Rinollo che dopo 16 mesi di attività ha presentato ieri le sue dimissioni. Il neoassessore Onolfo si occuperà di turismo e spettacolo. Castellino ha redistribuito le deleghe, ritenendosi però soddisfatto per il lavoro svolto fino ad ora. L'amministrazione, ha dichiarato il sindaco, con la maggioranza troverà nel percorso di rinnovamento al fine di amministrare sempre meglio la città del Gattopardo. In realtà questo è il primo vero rimpasto, perché in questi 16 mesi, hai ragione tu, si possono considerarne qualcuno in più, ma in realtà sono stati degli aggiustamenti dovuti più che altro a caratteri, diciamo, di esigenze personali dei collaboratori che mi hanno affiancato in questi anni, in questi mesi. Chiaramente questo è il primo rimpasto politico che avviene esattamente come ha citato l'assessore Rinollo nelle sue dimissioni, esattamente a 16 mesi dal mio insediamento e dalla mia elezione. Con un paio di giorni di ritardo, perché mi ero proposto che le consultazioni dovessero durare circa 8 giorni, se ne sono durate un paio di giorni in più, ma nulla di eccezionale, ma non per ragioni di carattere politico, ma essenzialmente per ragioni di carattere amministrativo, per delle scadenze che si aveva. Come in ogni occasione la mia maggioranza, i miei consiglieri, tutti e 3 gruppi consigliari da Nuova Palma, Riprendiamoci Futuro, a Bene Comune, sono gruppi che io mi onoro di avere al fianco per il loro sostegno leale, per il loro amore che hanno nei confronti della comunità, e quindi sono passaggi che, mentre in altri enti o in altre amministrazioni erano passaggi traumatici, come tu vedi è uso ed è una buona consuetudine che l'assessore uscente accolga l'assessore entrante nella massima serenità e trasparenza e nella massima condivisione di un progetto che è nato nel 2017 con la mia elezione, grazie al sostegno di tanti che hanno contribuito alla mia elezione. Su questo nuovo percorso politico intrapreso, che lei stesso intraprende ma che anche il sindaco sta intraprendendo con nuove linfe che arrivano dalla politica che lo ha sorretto. Intanto ringrazio pure Roberto, anche lui farà parte della nostra squadra, quindi oggi, completata la squadra di giunta, possiamo ancora di più continuare a lavorare per il nostro paese. Diceva il sindaco che siamo un'amministrazione che ha già presentato circa 17 progetti ed è veramente un piccolo record per noi, uno dei tanti record che ci siamo già prefissati al fine del nostro mandato. In 2 settimane di assessorato, diciamo che già abbiamo messo nero su bianco su tutte le cose che erano in sospeso precedentemente, e grazie al sindaco Stefano Castellino e pure all'intera giunta siamo già arrivati ad avere tanti buoni obiettivi.